Bassa affluenza per le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia. I seggi si sono chiusi alle ore 23 e l'affluenza è stata del 49,65%, pari a 549.806 votanti su oltre 1 milione aventi diritto. A Gorizia l'affluenza è stata del 50,78%, pari a più di 60.000 votanti. Alle scorse elezioni politiche del 4 marzo sono andati alle urne il 72,9%, mentre alle regionali del 2013 il dato finale dell'affluenza fu del 50,48%. In quell'occasione, però, i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta, invece, si è votato in un solo giorno. Lunedì, dalle 8, lo spoglio delle schede. Gli elettori del Friuli Venezia Giulia hanno votato per un consiglio composto di 49 consiglieri, più il candidato presidente che risulterà vincitore. 5 anni fa la poltrona fu conquistata dal candidato del Partito Democratico Deborah Serracchiani con il 39,39% dei voti.